Seconda corsa, premio Radoio International Store, una prova per i gentleman, i salchi ad anziani di categoria E e di categoria D, tutti alla pari, sui 1660 metri, 9 dietro le ali dell'autostart. All'1 Zoello, 2 Dylan Chris, 3 BB King dei Veltri, 4 Donald Spav, 5 Belgnaro Lussi, 6 Balboa Lux. In seconda fila 7 D'Urso Amore SM, 8 Zaffiro Rock, 9 Cluny dei Greppi. L'autostart inizia a prendere velocità. Si prepara al lancio, si ritrae Donald Spav. Partiti. Balboa Lux in un amen velocissimo nei confronti di Belgnaro Lussi, che oggi prende ottima partenza e si sistema secondo in corda avanti a BB King dei Veltri. Di fuori c'è Donald Spav, poi lungo i birilli Dylan Chris, ancora in seconda pariglia esterna Zaffiro Rock che precede Cluny dei Greppi. Alla corda Zoello, 14,5 per i primi 200 metri di corsa. Balboa Lux all'avanguardia nel suo schema preferito, precede Belgnaro Lussi e BB King dei Veltri, poi Dylan Chris, allo scoperto sempre Donald Spav. Non cambia ovviamente nulla dopo 400 metri in 29,5 con il favorito in vantaggio. Muove BB King dei Veltri dalla terza posizione alla corda, non vuol farsi coprire Massimiliano Michelotto che risale allo scoperto. Balboa Lux continua a guidare nei confronti di Belgnaro Lussi, BB King di fuori, poi Dylan Chris, quindi Donald Spav, Cluny dei Greppi, Zoello e Zaffiro Rock. 59,7 per il primo giro di gara. Prosegue all'avanguardia Balboa Lux, BB King sempre di fuori, in corda Belgnaro Lussi, poi Dylan Chris e Donald Spav. Chilometro se ne va in 1,15,1 con Balboa Lux che continua a guidare. BB King dei Veltri ora prova a mettergli pressione all'esterno. Muove in mezzo alla pista Cluny dei Greppi che recupera dalle retrovie, mentre Belgnaro Lussi è lì a tiro dei primi due con BB King dei Veltri che ora tira una bordata a Balboa Lux e lo mette in seria difficoltà a metà della piegata conclusiva. Balboa che cerca di riprendersi, BB King che aveva messo qualcosa avanti ma con la curva l'avversario rientra all'imbocco della retta d'arrivo. È in vantaggio Balboa Lux nei confronti di BB King dei Veltri, va di dentro Belgnaro Lussi, poi Cluny dei Greppi e Zaffiro Rock. Balboa che è ripartito di dentro Belgnaro, al largo Cluny, Balboa Lux che viene a vincere nei confronti di Belgnaro Lussi, poi Cluny dei Greppi. La vittoria di Balboa Lux un po' più sofferta rispetto al previsto, ma comunque meritata. In percorso di testa Stefano Paladini a media di 1,14,3. Il successo di Balboa Lux, Gennaro Casillo al training, la proprietà della scuderia Conni. Rivediamo nelle immagini Balboa Lux che aveva sofferto l'attacco di BB King dei Veltri a 400 dalla conclusione, si è ripreso bene e ha respinto nel finale un Belgnaro Lussi che si è impegnato bene in open stretch, può essere solo secondo. Al terzo posto finisce bene Cluny dei Greppi in numeri 6-5-9, l'ordine d'arrivo probabile della seconda corsa dall'Arcoveggio di Bologna.